c'è bien. Sono anche moi colors de sierade. Ma... Oh, c'è queste? Oh, c'è bien le pigne. Quasi quasi mi porti a chiesa. Magari occhiati aldi fa. Anche questi sono vielononis. Oh, ma... Oh, e che sramaggio di pincola a partiere? Ah, ande anche un di peggio. C'è bien il verde che ha. Ma clar, clar che son verds, il pezzo e il pin. Sono sempre verds. Come che mi pensi? O può dare sfa proprio te. Ieri vade la giornata, vasarimo le ridate, con bravura io t'aldis, la mia tu parecchi amici, tutti insieme in vecchia zutte, ascoltaremo une storiute, conti giù se mostri, ogni dì si fa così, tutto primier do gran furlan, non sta piedi di papà, non sta là lontan lontan, sta fer chiacchia la mamma, tut plui pierdo gran furlan, non sta piedi di papà, non sta là lontan lontan, sta fer chiacchia la mamma, e non sta là lontan lontan, sta fer chiacchia la mamma. Vighi, chi ha le cazze coi chiottate al bosco. O pensi proprio che farai un bel lavoruto. Ma vi ho detto prima qui che non scrivo. Mandi d'aria. Domani estate, ieri è la prima di avvento. E ogni anno io e mio pari ho fatto il centro tavole dall'avvento con 4 chiandelutis con impin ogni domenica. Lo fasi sto anche tu? Alle proprie biel di viodi. Mamma? Lara. Mandi Lara. Tu svude la mia stessa idea. Pensa che o ieri proprio te da ora a pensare di farlo con ciò che ho chiatata al bosco. Il centro tavole dall'avvento è una decorazione di Nadal tradizionale che si fa sia in Friuli ma anche in tutta Italia. Mi raccomandi però, fasesi aiutare di un genitore o di un grande. Lo faseso con me. Vi ho detto che ho chiatata al bosco qualche ramaccio di pin, qualche ramaccio di pece, qualche pigna di dimensioni differenti, ma o può darsi anche giuntare qualche nole con la scusa, baluti stirati su dall'arbol di che spiccioli si ondai di rossis, un plat e 4 chiandelis. Gli chiandelis rappresentano le 4 domeniche dall'avvento che si impin una per ogni domenica. I colori, io si il Gesù altris. Allora, chi appin qualche ramacciut con gli risclis dal pin e dal pec e mettin dentro come a fa una ghirlande. Così. Come mettin gli spignis, una le mette qui, une altre a chi e une altre a chi, perché no? Mettino qualche nole, donne? Ben, io ho voglia di dare un tic di colore in più, dunque ho giunti qualche balute di Nadal chiappate dall'arbol. Così. E c'è manca l'anche mo. Sicuro. L'elemento fondamentale
lis chiandelis, une per ogni chianton de ghirlande. E il centri taule alle pronte. C'è maravè. O podin falu c'è mut che non splas di plui. No son regulis. Al vignerà dal sicuro un centri taule bielo non, che non scompagnerà fin a Nadal. E par finì, o podin impià une chiandelute, perché che la prima domenica dall'avvento è già passate. C'è maghie. Voleso farmi domandis su altri argomenti coves tante curiosità. O voleso fa une dediche. Mandait a maman, caiut, sportel furlan, pont e u. O mandait un WhatsApp al numero 3 7 1 4 7 2 9 0 2 2. Volea Rai tutto in trasmissione. Se o conti fin a dis, sigur che torni i miei amici per imparare di lung da lang con l'inglese e col furlan. Mandi fruz. Ue ho invitato i miei amici Max e Leo per aiutarmi a fare l'arbol di Nadal e per imparare qualche parola per inglese. Hi Daria! Mandi Daria! Mandi amici. Lo sapevo che il Nadal è uno dei momenti dell'anno che mi piace di più. E mi aiutai a fare l'arbol di Nadal? Sì, ma prima un po' di inglese. Leo, c'è molto si dice all'arbol di Nadal per inglese? Ben, arbol si dice tree e Nadal si dice Christmas. So, Christmas tree! Correct! Bene, allora, tacchin. E quale è la prima roba che vi picchia sull'arbol? Gli sbalutis che si chiamano ornaments. Put the ornaments on the Christmas tree. 3, 2, 1. Fantastico! E c'è il dopo? I flocus che si chiamano bows. Put the bows on the Christmas tree. 3, 2, 1. Wow! E per finire si mette sulla ponte dall'arbol. La stella che si chiama star. Put the star on the Christmas tree. 3, 2, 1. All done. Che l'hai bien calè il mio arbol di Natale. E è la parte da Nadal che io preferisco. No, a me mi piace di più i regali. I regali si dicono gifts. Put the gifts under the Christmas tree. 3, 2, 1. Ma e qui guardi i regali? Ben, qualche volta io parte San Nicolau. E il so... Donkey. Altri viaggi io parte Sante Lucie. E il so... Donkey. In altri casi alle barbe Nadal. Con la so... That's not a donkey. No, it's a reindeer. Dunque, doi mus e un rene?
Allora non scoventeranno un evore di carotis. Ben frus, come è arrivata l'ora di augurare a tutti buon Nadal. Merry Christmas to all. And to all a good night. Buon Nadal! Fasin un gioco. Chialait queste immagini e vi udin se os avesse cemut che si clamin questi menuts par furlan. Che lì a son i elves, o ben i gargions di Barbe Nadal. E come provait a contare in 10 secondi, trosca son i pacuts che a son da ora preparà. Pronts? Via! I pacuts sono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Che chi alle anche moviert. Qui sa c'è bien i regai che prepari. Dammi chi la tua manute. Che ti conti une storiute di un mondo plen di magie, di amis e fantasie. Blanche come la neve. E ieri una volta una strie che viveva con Sofia e Lis tune torate in tal mies dal bosco. La fantate e ieri di une bielece mai viodude e perché la strie le teniva impresonate te tor. Cence poartis ni stialins par rientrai e sì. Quanche la strie veve di là tor, e sbrissava iupe strecis lugnis di Sofia, e quanche tornava d'oglie, e veve di entrà, e diseve blanche come la neve, rosse come il sanc, bute iuli strecis ben planc. E la giovine e buttava iuli strecis, così la mari e poteva rimpinarsi su. Ogni dì si tornava a ripeti la stesse solfe, finché une buinore al passe par di lì un princip, calviò la sene e anche che fantate tan biele che mai. Tal doman, dopo la devie la vecchie, che el si plate so de tor, e al dis, blanche come la neve, rosse come il sanc, bute iuli strecis ben planc. La fantate e mole iuli strecis, e lui si rimpine su di corse. Tal viodilu la giovine si spauris, ma lui le chiappe tal braccio e ai lis si d'amore a colp di quel biel giovin. Di che di lì il princip al spietave che la Marie partis, par po dopo lassù e sta in compagnia di Elise. A forza di dai però i due si stufin di quel dran dran e a decidin di stiampà par là stata al tistiel dal princip. Che sere quanche la stria arriva a chiase, par tant che clami nissun al molave iù la strecce. E fas doi plui doi e capissa colp ce cal podeva iesi succedut e si metta coriur da ur. E saveve che non saresse mai rivade a chiapaiu. E allora e bute partiera un pietin e devanda i giovins al comparissu un gran bosc di barazza e di spinis. Il princip al tire fur la spade e con un par di zicche qualche zac i doi arrivino agli sidi che il gredei. Poi la strie e bute partiere une bottiglie di aghe e dal moment denanda i due innamorati al comparissu un lat grandonon. Anche che scolpi i due arrivino a traversalu con tune ciatte fatte cui ramaz le azze insieme.
La stria in allora e tira una maledizione a Sofia. Destina al vuoi che il principe ti dismentei, come se non ti avessi mai conosciuto. Dit e fat, il principe altacca a cori. La santa Elise besolet al bosco. E rive la gnot, e par fortune la giovine chiate ripare in tune chiasute di len, dulà che stave une vecchiute che si intendeve di magie. A Elise i conte tutte la sua storie, e che ei dis, non sta avviliti, doman tu partisaràs per strade che ti insegnerai io, e tu portaràs con te questi tre coccolis, che tu romparàs dome in cas di bisogne. Tal doman, la fantate e ringrazie la vecchiute e partis bande il chistiel dal principe. Dopo rivade però e ven a sapere che il suo amor aveva di maridà un'altra giovine. A Elisa allora e domande di poter fa la massarie. In tal dopo di misdì e romp la prime coccole. Al salte furon vestì di sede lusint, dud ricamati rosutis. La spose dal principe e ven a sapere di che sfat. E pre a Elise di dai alla ie. La fantate allora dis, va ben, usa regali, ma usgnotto ves di permettermi di là dormì col principe. La principessa è accette, ma di sera, poco prima de cene, e mette une durmiole in te minestre dal principe, e che, dopo vele mangiade, si indurmidisse a colp. A Elise e passa la notte interi a contare i duci che avevi passati insieme, ma li era tutti band. E al succede compagni, la sera dopo, anche con le seconde coccole. A Elise e rischia il dut pardut, e romp anche la tierce. Il vestit cal salte fur, a lei tambiel cagliave voi. La nuvice e vulve anche quel, e lasse che Elise torni a dormire col principe un'ultima notte. Il principe però, cagliere diventar malfident, che sere al bute la minestre fur pal balcone. Quando che la giovine e entri te chiamare, lui domande, e tu qui sei tu? Allora Elise conte tutte la loro storie e ripete la naine. Blanche come la neve, rosse come il sangue, bute io li strecis ben plank. E conte che ti conte. Il principe al torne avvisassi di tutto. Oh, perdonimi, o sono stato un musa lassati, ma non arrivi a capire in maniere che al poesie si succedut. Tu e dome tu sei la mia spose. Che altre, la principesse, une volte discoviert cemut che a ieri in ladis lis robis, non potei fa altri che la valise. E così a Elise e il principe, dopo un pasto e un paston, a son stats par sempre beats e contents. Frus, comò, alta che ghiti! Se soprons par divertissi con stelle, ghiti e i loro amici. Uspietin anche su www.ghiti.it in un mondo di giochi, letturis e videos. Preparatius pal Nadal. Arriva d'ogni il Nadal. Ioi, c'è biel, ioi, c'è avviliment. Perché c'è avviliment? Perché che i miei amici sono in letarg e io so i besole. Che stanno a fare in fiesta insieme. Allora, io ho pronto il cenone.
Nadal. Quant is el Nadal? Su poc, al manche poc. Allora, al manche poc, anche perché arrivi la megnot preferite, che è più lunga da l'anno. E perché è la tua preferita? Perché che arrivi a vedere gli stelle per più tempo. Che maraviglia! C'è magie, voi, vigli. Sai c'è qua hai fatto? Prima sono andata al bosco e poi dopo hai fatto un biel centri tavole dalla vent. Sì, con ciò che hai chiatato al bosco e con ciò che avevi a chiesa. Sai c'è che può dare sin fa? O può dare sin fa l'arbol di Nadal di fur? C'è visto? Beh, ascolta, io voglio a farlo. E se non tu vegnis, pies per te. Mamma frus. Ieri va della giornata, Vasarino le ridate, con bravura io t'aldis, la mia tu parecchia mis, tutti insieme in te chiasutte, ascoltaremo le storiute, conti su se mostri, ogni dì si fa così, tutto più niente gran furlan, non sta piedi di papà, non sta là lontan, sta fermi a la mamma, tutto più niente gran furlan.